Ragazzoli, buongiorno, benvenuti in un nuovo video. Allora, scusate se mi vedete con gli occhi mezzi chiusi, ma ho il sole in faccia. Oggi sarà un video totalmente diverso dal solito. Come potete vedere, sono adesso in un parco giochi. Però meglio ancora, sono qua in un... non so cosa sia in realtà, perché lì c'è una strada ed è tutta chiusa. C'è ancora chiusa al traffico, tipo con dei parcheggi, non so. E qua c'è tutto sto, diciamo, area aperta, dove c'è anche una pista ciclabile. Vedete, siamo nella zona tranquilla, siamo a San Martino Muro Albergo, per chi vuole saperlo. Praticamente siamo qua perché ho da poco preso un drone, perché è sempre stato uno dei miei sogni anche, ed è anche un modo per aumentare la qualità in generale dei video, del canale. Non sto qui a spiegarvi, diciamo, tutta la trafila di scartoffi e assicurazioni varie, perché adesso c'è un sacco di leggi e robe varie. Infatti qua ho scelto questo posto perché siamo in una zona dove non c'è nessun limite d'altezza. Cioè, l'unico limite d'altezza sono i 120 metri imposti in Europa. Faremo il primo volo insieme e metterò qua che non c'è niente apposta per un attimo prenderci la mano e imparare i comandi e robe varie. Eccoci qua pronti. Allora, non l'ho mai fatto volare, solo ho fatto proprio il primo volo. L'ho acceso solo per fare le configurazioni varie. Eccolo qua il drone. Per chi vuole sapere il modello, è un DJI Mini 3 Pro con vari sensori. Vabbè, qua le batterie mancano. Questo è il controllore, il radiocomando con lo schermo integrato. E qua c'ho il pacco di 3 batterie che sicuramente consumerò tutte, perché almeno ci prende un po' meglio la mano. E abbiamo anche la pista di decollo e atterraggio. Attenzione, guardate. Faccio fatica a far vedere con una mano, però guardate. Tac! Bellissimo. Ci sono anche i cosi per fermarlo. Allora, non sempre c'è tantissimo vento, c'era un pochettino. Lo fermiamo lo stesso, così lo testiamo. Anzi, guardate, andiamo a metterlo subito. Mi metto qua nel campo. Ecco qua, tac. Pista di atterraggio pronta. E senti, prendiamo il drone e vediamo di non schiantarlo subito. Facciamo il primo volo. Tutto pronto, devo solo aggiornare il punto di posizione prima del decollo, così nel caso di qualsiasi problemi lui torna indietro. Ho messo i 3 piedi lì, purtroppo sono da solo oggi, vi metterò anche il primo video che farò, anche se il paesaggio, diciamo, non è che sia così bello da fare i video con droni, però vediamo cosa viene fuori, dai, come prima esperienza. Bene ragazzi, ci siamo pronti, non so se potete vedere qualcosa, ma qua c'è la visuale da dentro. E niente, adesso bisogna accendere i motori, vediamo se riusciamo insieme a farvelo accendere e dopo si decolla. Proviamo. Ok, perfetto, già non l'ho acceso il forno, passa al contrario. Attenzione! Che paura, appena acceso, è silenziosissimo, Adesso decolliamo. Eccolo qua, attenzione, è in volo. Adesso prendo un attimo la mano da fermo. Non so se mi vedete, ecco. Adesso prendo un attimo la mano da fermo, allora. Così per sterzare, sterza pianissimo. Ma dire. Figata, adesso voi non lo vedete forse, aspetta che mi abbasso un po'. Sta sensibile a abbassare. Dopo ovviamente posso impostare praticamente... Ok. Scusate che... Oddio! Bisogna un attimo regolare un sacco di roba perché sta sensibile. Vedete come frena? Non so se riuscite a vedere. Così si abbassa. Veramente tanto sensibile. Allora, prima di decollare io proverei a vedere come poter regolare un attimo le funzioni. Allora, intanto me lo porto verso di voi, così almeno. Ok, niente, ho regolato un po' di impostazioni, ma adesso provo ad allontanarmi un po', ad alzarmi. Beh, già non so, sarò a 7 metri, però guardate che figata. Non so se vedete qualcosa. Comunque niente, faccio un po' di giretti e vediamo cosa succede.
vediamo l'atterraggio. Ragazzi, sono atterrato, però sono atterrato qua e non lì perché ho avuto un attimo di problemi, avevo paura. Praticamente nel momento che io mi avvicino per atterrare, lui con i sensori sente che sotto c'è qualcosa, quindi non va giù. Quindi devi fare, nel momento che ti avvicini, ho scoperto adesso, devi fare a terra, proprio c'è un tasto e lui atterra nel punto preciso dove è posizionato, ok? Il problema è che, come potete vedere qua, i fermetti che ho messo, vedete, sono sporgenti, ci devo buttarli in fondo, avevo paura che prendesse con le pale, quindi devo sistemare meglio qua un attimo il coso qua, la zona di atterraggio. E niente, comunque dai, primo volo fatto, atterrati, e adesso cambio batteria e faccio ancora un po' di prove. Allora, ho ultima batteria a disposizione, per adesso mi sono allontanato di circa 80 metri mi sembra. Infatti vorrei trovare un obiettivo tipo da raggiungere e tornare indietro per avere un po' più di... Ecco, ho paura di perderlo. Già prima, meno male, comunque c'è la mappa dal controllore sul display con il mio punto dove si trova il drone, comunque riesco a, diciamo, a capire dove sono io e comunque c'ha il ritorno automatico. Però comunque un po' l'ansietta viene su. Potrei provare, mi sono alzato anche tipo di 50 metri, non di più, perché veramente vi giuro crea un'ansia. Provo ad alzarmi di più e andare in quella direzione lì perché non c'è niente, proprio zero, non c'è assolutamente niente, quindi posso provare. Poi altra cosa, io sono atterrato col 30% di batteria, perché siccome adesso ho capito l'atterraggio, però per sicurezza. Comunque ogni tanto viene fuori qualche un po' di venticello e perfetto, non si muove, cioè sta lì. L'unica cosa che devo capire bene è perché ho provato a fare le regolazioni della sensibilità di certi movimenti, ma non mi sembra di vedere differenza, quindi non so, devo informarmi meglio. E poi è veramente difficile fare 3 movimenti insieme, ad esempio ruotare mentre abbassi la camera e magari nel frattempo ti sposti lateralmente, cioè è un casino. Cioè devi essere strasensibile con le mani, infatti cioè con le dita prenderci la mano. Comunque anche sotto il sole si vede veramente bene, anche sotto la luce del sole, potentissimo, si vede veramente bene. Comunque volendo ha la modalità anche sportiva, nel senso che disattiva tutti i sensori e puoi andare come drone FPV, non ci pensi nemmeno. Ok, decollati, adesso saliamo su. Saliamo un po' di metri. Ecco qui, adesso facciamo l'atterraggio. Tac. Arrivata al destination. Bene, spero che non sarà venuto un video troppo lungo, non volevo annoiarvi. Volevo solo portarvi con me in questa esperienza. Spero che sia venuto qualche video decente, anche se non credo. E niente, nei prossimi video, quando avrò la possibilità, anche in base alle leggi, in base a dove andiamo, lo farò volare in modo da vedere una prospettiva dall'alto che è bellissima e più che altro anche molto particolare. Niente, se il video vi è piaciuto, per supportarmi mettete like e iscrivetevi al canale. Ci vediamo al prossimo video. Ciao, tutto per essere.